Buon pomeriggio a tutti e ben ritornati a Educhiamoci, alla seconda edizione di Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'Assessorato alle Politiche Scolastiche, in collaborazione con IEM Servizi. Ringraziamo subito tutte le istituzioni che hanno patrocinato questo evento, la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, RAI Veneto, le Università di Verona, Parma e Milano Bicocca, l'Ordine degli Psicologi del Veneto, l'ULSS 2 e la Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2. Un sentito ringraziamento va anche alle molte associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e naturalmente a tutti i media partner che ci hanno aiutato a promuoverla. Siamo in diretta anche questo pomeriggio dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte a indirizzo musicale di Vittorio Veneto. Abbiamo appena sentito uno degli studenti di questa scuola al pianoforte e lo ringraziamo, Luca, e stiamo trasmettendo in diretta web dalle pagine Facebook di Educhiamoci e dalla pagina YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che sta seguendo da tutta Italia, salutiamo anche la dirigente scolastica di questo istituto che ci ospita, la dottoressa Donatella Di Paolo, e vi preghiamo come al solito di condividere, se vi fa piacere, le nostre dirette sui vostri canali e vi ringraziamo per il supporto che ci date. Il titolo dell'edizione di quest'anno è Che gioia e abbiamo scelto di addentrarci in questo argomento per capire un po' di più che cos'è la gioia, che cosa possiamo fare per portarla, trovarla o ritrovarla nelle nostre vite e quali ripercussioni può avere l'assenza di gioia dall'inizio della vita lungo tutto il corso della nostra esistenza. Abbiamo invitato vari professionisti a parlarci di questo tema e delle sue varie sfaccettature e l'intento è, un po' sulla scia dell'edizione dell'anno scorso, quello di capire che cosa possiamo fare per migliorare non solo la qualità della nostra vita, ma anche e soprattutto la qualità della vita dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze con cui entriamo in relazione ogni giorno come genitori, professionisti della cura, educatori, insegnanti. Avrete potuto certamente vedere sul materiale promozionale e sul sito dedicato che è www.educhiamocivittorioveneto.it che sono molti gli incontri gratuiti dedicati alle famiglie, agli studenti, agli insegnanti e appunto a tutti i professionisti del settore dell'educazione. Qui con noi in studio oggi c'è Antonella Oliana, assessore alla cultura di Vittorio Veneto, che al termine dell'evento ci aiuterà a fare alcune riflessioni e potrà eventualmente porre delle domande al nostro ospite. Grazie e buongiorno a tutti. E prima di presentarvi l'incontro di oggi, passo la parola a Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, per un saluto, approfittando per ringraziarlo nuovamente per il patrocinio che ha concesso a questa iniziativa e per averla supportata attraverso i canali dell'Ordine degli Psicologi. Grazie. Grazie mille a voi, come dire, è stata una gioia per rimanere in tema a dare il patrocinio a un'iniziativa di questo tipo, nel senso che effettivamente le giornate di educazione si pongono una sfida che in questo momento è fondamentale. Dopo un paio di anni che sono stati estremamente complessi, sappiamo tutti insomma quanto avvenuto, quanto intercorso per i processi educativi in generale, quindi non solo scolastici, ma per i processi educativi, formativi, per i processi di costruzione delle comunità e i processi sociali, diciamo che ci troviamo davanti a una situazione, a una fase in cui è necessario mettere a sistema, mettere a squadra tutti gli interventi, le riflessioni, gli spazi di pensiero su come andare a ricostruire le comunità, le relazioni educative, le relazioni formative e vorrei dire le emozioni formative, le emozioni educative, perché educare non è solo una questione di organizzazione, non è solo una questione di cognizione, ma anche, come gli psicologi insegnano, e in particolare stasera sono molto contento di essere qui a dare i saluti proprio prima della professoressa Lucangeli dell'Università di Padova, perché lei è, diciamo così, proprio sul tema specifico delle emozioni educative, probabilmente la massima esperta nazionale. E quindi, insomma, da questo punto di vista mi sembra un ottimo modo di avviare questo ciclo di incontri sul tema della gioia nell'educazione
educazione. Sono già partiti, ma insomma stasera da un punto di vista psicologico, diciamo anche come ordine siamo proprio contenti di vedere che c'è un approfondimento, un taglio di questo tipo e di questa natura. In questo momento appunto abbiamo bisogno di riscoprire quello che è il valore, il portato, il valore aggiunto della dimensione emozionale nei percorsi di apprendimento. In questi 2 anni abbiamo parlato di tante cose difficili, dei traumi, delle privazioni, delle limitazioni, della rottura delle reti relazionali, di tanti assetti negativi. Poter parlare anche della gioia nel percorso di apprendimento, delle emozioni positive nel percorso di apprendimento ed educativo nel suo complesso, e quindi un elemento psicologicamente utile, ottimo e componente degli assetti di resilienza psicologica nel post situazioni critiche, come quella che tutto sommato abbiamo affrontato tutti. Quindi porto appunto i saluti gioiosi, sufficientemente gioiosi, anche se può sembrare un termine un po' particolare, dell'ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto, e appunto sono lieto di anticipare quindi Daniela Lucangeli, che penso ci affascinerà come fa sempre. Grazie mille per il suo intervento, Luca Pezzullo. E in effetti è proprio così, è una gioia averla con noi. Diciamo che ha ispirato non solo il titolo di questa edizione di Educhiamoci, ma anche tanti pensieri in noi, come genitori, come insegnanti, educatori, come professionisti della cura. È da più di 1 anno che proviamo ad averla, che le facciamo la corte, l'abbiamo cercata, l'abbiamo voluta fortemente, finalmente è con noi in questo festival la professoressa Daniela Lucangeli. Grazie. Beh, che parole, non so dirvi come mi sento adesso, sembrerebbe no, quasi un ripetere, ma ho un picco di gioia ad ascoltarvi. Ecco. E così ci accade, così è. E avrei tanto voluto partecipare a tutte le altre iniziative che mi avete proposto, ma ahimè il tempo della mia vita è un tempo che non posso ampliare ed espandere con la forza della mente, del desiderio e dell'amore dell'anima. Non ubbidisce il tempo, non ubbidisce il mio desiderare, questa espansione del tempo. Allora, io sono stata colpita dalla parola che avete adoperato per il titolo, educhiamoci. E dico subito alla vostra città, ai vostri amministratori, quanto io abbia apprezzato il fatto che tutti parlano di educazione come se fosse qualcosa che devono fare gli altri, no? Cioè dobbiamo educare gli altri, ora educhiamo i figli, ora educhiamo i genitori, ora educhiamo gli insegnanti, ora educhiamo gli psicologi, ora educhiamo gli scienziati, educhiamo sempre gli altri. E questa cosa è proprio contro principio dell'educare, perché l'educazione è necessariamente un educhiamoci, è necessariamente un processo inclusivo e nessuno escluso. Quindi nell'educare, che poi la parola ha un'etimologia bellissima, perché educere non significa portare fuori dalla difficoltà, ma portare fuori la natura, l'essenza di ciascuno. Ecco, non ci potremmo mai permettere di non aiutare i nostri figli a portare fuori la loro essenza, ma sarebbe assurdo pensare che possiamo sprecare la possibilità di portare fuori anche la nostra individuale essenza. Quindi mai parola è più corretta rispetto all'educazione che come l'avete coniugata voi, educhiamoci. Questo educhiamoci entra poi in un paradigma che tanto sto studiando e proponendo, che è il passaggio dall'io al noi. Cioè è un tempo storico questo in cui sia a livello di scienza che a livello di società, che a livello di cosa sta accadendo nel mondo, è chiaro che dobbiamo cambiare completamente la forma mentis, la forma mentale dell'io, io, perché è chiaro che non siamo scollegati né scollegabili gli uni dagli altri. Questa nuova visione della interconnessione che ci rende tutti necessariamente collegati agli altri, al punto che il respiro dell'altro ammala ciascuno di noi o il respiro dell'altro guarisce ciascuno di noi, va presa sul serio, perché è
tutto quello che stiamo scoprendo dai misteri dei neuroni mirror, che sono in grado di rimandare l'immagine che ciascuno ha di se stesso attraverso gli occhi di chi lo guarda, fondamentale nei nostri piccoli e nell'educazione, a tutto quello che da un punto di vista anche più complesso oggi le scienze ci spiegano quando parlano di un cervello sociale e del fatto che nessuno di noi sarebbe ciò che è se non per questo proprio diciamo essere inclusi necessariamente nel noi completo. Riassunto, educhiamoci è la parola perfetta. Però adesso io chiederei alla regia, non mi potete lasciare da sola senza un viso che mi guarda mentre parlo ad uno schermo vuoto, perché se no proprio parlo in maniera fasulla rispetto alla necessità che ha questo noi. Grazie per essere ricomparsa. Questo mi dà molta più autenticità. Riassunto, educhiamoci. Allora, adesso voi mi avete dato un titolo incredibile, quello sulla gioia, no? Ecco. E io ho anche preparato delle diapositive, se volete poi facciamo una vera e propria riflessione tecnica, ma prima vi voglio raccontare la mia esperienza del perché io da un punto di vista scientifico non corrispondo a come magari i miei maestri avrebbero desiderato. Perché? Perché io non studio soltanto sulla base di quello che so già, anzi io studio sulla base di quello che non so. Cioè mi attrae e mi chiede di essere approfondito tutto ciò che so poco, perché se lo so poco non sono in grado di aiutare attraverso quel tipo di diciamo risonanza, e quindi sapevo molto poco delle emozioni, per questo ho cominciato a studiarle, e sapevo soprattutto molto poco della gioia nell'educhiamoci, per questo mi sono messa a studiarla davvero. E mi sono messa a studiarlo come persona che ha una formazione più legata, diciamo, alla cognizione, al modo in cui il nostro sistema capisce, comprende, e questo vuoto che avevo dei significati emotivi nell'apprendimento l'ho raccontato spesso, ad un certo punto della mia vita da studioso mi ha fatto tremare, perché un bimbo incontrato e aiutato al punto di superare moltissimi dei suoi errori nell'apprendimento e superare una soglia critica che gli psicologi, e qui ringrazio il presidente degli psicologi del Veneto per questa accoglienza che mi ha fatto, e gli psicologi chiamano disturbo dell'apprendimento, quindi avendo superato questa soglia di disturbo dell'apprendimento, un giorno mi guarda profondamente e mi dice: adesso che mi hai tolto gli errori, mi togli che mi fanno male. E lì mi è crollato il mio sistema da scienziato cognitivo, che vuol dire che gli errori fanno male. Cosa sono questi circuiti delle emozioni che sono collegate all'apprendimento? E da lì, nel cercare cosa c'è sotto, ma profondamente, sono arrivata un giorno ad incontrare alcuni dati sulla gioia. E li ho incontrati sia studiando il mondo, diciamo, dei nostri piccoli, ma anche di quello che ci stava capitando come adulti. E mettendo insieme le due cose ho ritrovato il noi, ci sta capitando questo. E quindi vi volevo raccontare tutto ciò per darvi anche il senso della fatica, della dedizione ad avvicinarci a comprendere il vero e non a raccontarci, scusatemi il mio modo di parlare, il make-up della mente, no? Come possiamo truccare un po' i nostri sentimenti e far apparire che il nostro educhiamoci ha un bel PDP, ha una bella programmazione condivisa, ha uno spartito condiviso con i genitori e i sistemi istituzionali. No, non fa. Non fa per noi e non è più il tempo, perché il livello di sofferenza di tutti quanti noi è esplicito. Riassunto, come ho incontrato questo richiamo a studiare la gioia? Beh, la prima volta l'ho incontrato nel 2014, che sono tante ere fa,
perché ho partecipato a un congresso mondiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in realtà, sulla descrizione di come stavano i nostri figli nel mondo. Quindi tutti i paesi descrivevano un po' i dati istituzionali di come stava l'infanzia e di come stava l'adolescenza. E guardate che vi sto raccontando la data del 2014, non solo per dire sto invecchiando, ma per dire è tanto tempo, è passato veramente un tempo, che quella situazione che mi sembrava drammatica oggi è quasi non definibile per quanto è diffusa. E cioè i ricercatori giapponesi che per primi hanno presentato i dati sulla gioia hanno spiegato come la gioia ha un comportamento evolutivo esplicito attraverso cui si rende visibile. La gioia è visibile tramite il sorriso. Il sorriso, il riso sono i comportamenti della specie umana per filogenesi che manifestano la gioia. La gioia è come se chiedesse al corpo di esplicitare questo sentire profondo e chiarissimo alla psiche e di esplicitarlo con un comportamento. Come adesso io esplicito i miei pensieri in parole e le mie emozioni in parole, così il comportamento che esplicita la gioia è il ridere, il sorridere. Questi comportamenti, ci dicevano questi due scienziati, sono tanto più autentici e naturali quanto più noi siamo all'alba della vita. Come dire, gli adulti sono in grado di c'è il gioco di parole, no? La mente, gli adulti sono in grado di fare un make-up al modo in cui manifestano le emozioni e quindi possono in un certo modo non manifestare la gioia con la espansione delle sue tipiche azioni fisiche e quindi magari non sorridono veramente, trattengono il sorriso dagli occhi, lo trattengono dalla forma prototipica della somatica del viso, lo trattengono dalla voce, no? Ecco, sicuramente gli adulti sono in grado di farlo, ma dicevano i due ricercatori, non i bambini. I bambini manifestano la gioia addirittura nel sonno, dormendo, quando ridono. E nel sonno questa gioia è talmente tanto esplicita che ha dei vocalizzi tipici e in questi vocalizzi, che sono una sorta di ultrasuono vero e proprio, che noi adulti non sappiamo più ripetere, ecco, non c'è possibilità di menzogna, la gioia si esprime intera. E questa gioia che si esprime intera muove non soltanto questo sorridere e questo ridere nei comportamenti, ma anche nelle reazioni fisiologiche, quindi l'attivazione della gioia muove il battito cardiaco, aumenta la respirazione, determina una espulsione maggiore delle tossine tramite anche la temperatura del corpo, una coloritura diversa della pelle, cioè millesimi di secondi di gioia e il nostro cervello esplode in una miriade di comportamenti espliciti che dicono come sta e sta in gioia. E non c'è una parola che esprima tanto quanto questa semplicissima gioia. È una emozione, quindi è uno stato, non è un tratto. Cosa significa? Significa che dobbiamo riflettere a lungo e dopo lo riprendo, ma adesso lo accenno per ritornare al discorso dei ricercatori giapponesi. La gioia è uno stato, le emozioni durano poco, non hanno una durata lunga nel nostro sistema perché hanno una veloce informazione che ci lasciano e la gioia ha in particolare un picco erziale che è altissimo di intensità e breve di durata e che muove tutti questi comportamenti. Un tratto gioioso invece, un tratto è un lungo tempo di gioia e quindi noi avremo dei tratti gioiosi quando abbiamo una personalità che manifesta spesso emozioni di gioia e che non ha inibito troppo questi comportamenti. Non so se sono riuscita a spiegarmi. Uno stato gioioso è un tratto gioioso.
Tutto questo mi fa ritornare al 2014, affascinata io, affascinata come un bambino, esprimevo gioia fin dai capelli, perché a me mi si disorientano anche i capelli nel momento in cui provo la gioia, e evidentemente questa parte è rimasta così come priva di make-up, ma insomma tanto mi ero convinta di questa potenza vitale della funzione della gioia, che quando il giorno successivo questi due scienziati hanno portato i dati sui ragazzi e sui bambini e sulla gioia e sul ridere, sul sorridere, e lì ho avuto un boato interiore. Perché? Perché in seconda giornata loro ci hanno spiegato. Innanzitutto la gioia è un tratto filogenetico, quindi la nostra specie ce la regala come un'emozione di base. Noi nasciamo e sentiamo la gioia. E hanno portato dei video che ricordo ancora chiaramente, che poi sono andata a studiarmi, di come la gioia si possa sentire nel suono emesso dal neonato appena riesce, dopo aver beccheggiato a lungo, ad arrivare al seno della madre e a nutrirsi di tutta la bellezza di quella proprio, come potrei dire, grammatica generativa della vita che ha milioni di anni evolutivi. Il suono emesso di beatitudine del neonato è un suono che a frequenze ultrasoniche fa incredibili, mai più ripetibili, e che indicano proprio quella gioia lì, che è gioia non potata, in totale pienezza. Quella gioia lì in totale pienezza poi evolve, ci hanno detto questi due scienziati, evolve a una traiettoria evolutiva che ha un trend di crescita stabile. Modifica i comportamenti attraverso cui si manifesta, ma mantiene il suo trend di crescita. Cosa significa? Che i nostri cuccioli di specie prima la manifestano nel suono dell'allattamento, ma poi la manifestano nei vocalizzi e nelle esallazioni, poi le manifestano nel sorriso intenzionale, poi la manifestano nel comportamento gioioso del gioco, poi la manifestano nell'interazione con gli altri, poi la manifestano nelle parole, poi la manifestano, poi la manifestano, poi la manifestano, e poi comincia a non manifestarsi più tanto. Cioè, ecco qui il boato, cresce, 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 e nel 2014 cresceva fino alle scuole elementari, mentre adesso, ahimè, no. Già comincia ad avere un trend a singhiozzo prima della scuola elementare. Almeno lì, al 2014, il trend restava, secondo spinta filogenetica universale, come comportamento che procede, aveva un assestamento nelle scuole elementari che gli scienziati avevano chiamato accomodazione. Quindi i bambini imparavano attraverso i comportamenti e le routine a trattenere le emozioni in comportamenti socialmente accettabili rispetto all'obiettivo scolastico, ma mantenevano alta la presenza della gioia, e questa andava, dopo un effetto, chiamiamolo ceiling, cioè un effetto tetto, a decrescere a mano che ci avvicinavamo alla preadolescenza e all'adolescenza. Questa decrescita aveva un nuovo effetto ceiling, cioè tetto, cioè un massimo di adattamento e di assestamento, con picchi più vicini alle pulsioni che alla gioia vera e propria, ma comunque oggi direi con il linguaggio della neurofisiologia dopaminergici, cioè di desiderio di vita. Ma poi questo aveva un vero e proprio effetto cascata nell'adulto. E nell'adulto la manifestazione del sorriso e del riso di gioia era fortemente inibito e ridotto a poche unità. Riassunto, nel 2014 si diceva: l'educazione che noi facciamo alla psiche, alla mente, inibisce le manifestazioni delle gioie. Le inibisce perché comportamenti non particolarmente sostenibili all'interno dei contesti sociali.
come se la gioia portasse fastidio in contesti sociali abbastanza educati. Ecco che allora è una buona regola manifestare l'angoscia, l'ansia, la tensione, ma non buona regola, scusatemi se parlo col cuore, ma qui siamo dentro un festival che mi ha chiamato per così tanto a venire che io mi sono preparata a dirvelo intera, non con dati e diapositive, ma con Daniela, che fa anche da scienziato testimone e non soltanto da lettore, ma da testimone. Si è spento uno dei processi più completi di perfezione di specie, perché si è deciso che il suo comportamentarsi era inadeguato al regolamento sociale condiviso. E quindi l'adulto è andato in mancanza di manifestazione di gioia. Questa mancanza di manifestazione di gioia poi ha portato, e qui gli studi sono meravigliosi e tantissimi, guardo l'ora perché già, ecco, devo guardarla, gli studi sono meravigliosi e tantissimi e cosa dicono? Che l'adulto non manifesta la gioia e non manifesta questo frequentemente, se non quando gli scappa e nei contesti in cui si sente nella propria zona di comfort. Come dire, con te mi posso permettere di essere felice. E quindi riabbiamo un picco che hanno chiamato dopaminergico della gioia durante gli innamoramenti. Ma quante volte un adulto si innamora? Quanto tempo un adulto rimane in innamoramento nella propria vita? Oppure durante le soddisfazioni legate per esempio all'autocompetenza nel lavoro, alle soddisfazioni legate alla percezione di riuscita. Quindi pare che l'adulto manifesti gioia nell'innamoramento, nei momenti di soddisfazione, oppure nel tempo libero quando riesce a dedicarsi ai propri hobby. Quindi ha dei brevi intervalli in cui manifesta la gioia. Siamo sempre nel 2014, già mi sembrava drammatico quello, ma devo arrivare a oggi. Tutto bene, sì? Tutto bene, assessore? Sì, sì. Il problema è che ad un certo punto, quando gli studiosi hanno affrontato anche lo studio del ridere, oltre che quello dei comportamenti, diciamo, più lievi della gioia, il ridere negli adulti si è misurato con una presenza, diciamo, riconoscibile in riferimento a due comportamenti. Uno, il ridere per comicità, quindi noi ridiamo per comicità, e quindi evviva, per fortuna esiste la comicità, e l'altra è noi ridiamo per deridere. E gli scienziati che vi citavo hanno portato dei dati bruttissimi nella loro bellezza di ricerca, e che cioè gli adulti deridono molto i bambini anche in ambito educativo. E la derisione dei bambini in ambito educativo è un processo di cui non avrete sentito parlare spesso, perché nessuno ne parla. Eppure c'è nelle memorie di ogni madre, di ogni insegnante, di ogni padre la consapevolezza di avere deriso delle situazioni. Perché è una forma mentis adulta il manifestare qualcosa che ci ha fatto tenerezza, gioia, ma attraverso questo comportamento, che è un comportamento psichicamente, diciamo, non di grande soddisfazione educativa. Riassunto, nel 2014 i dati erano così: il trend della gioia dalla pienezza dell'allattamento in cui si registravano gli ultrasuoni, le frequenze incredibili del pieno godimento dell'allattamento, avevano comunque un andamento che ci portava ad avere serenità per questa forza esplosiva dell'emozione, che poi per assestamento educativo cominciava a generare un effetto tetto, quindi a non continuare a manifestarsi con frequenza e intensità, poi crollava in preadolescenza e in adolescenza, lasciando
quando vive funzioni dopaminergiche del piacere, chiamiamole così, non ci entro, spero che il professor Buggio vi abbia spiegato in adolescenza la situazione, e poi ritornava a crollare in precipizio di cascata, là dove in età adulta sorridere, ridere trovavano dei toni molto, molto pericolosi, rischiosi nella derisione e nel ridere per comicità, come se il ridere di gioia non appartenesse più ad una caratteristica delle nostre giornate, a meno che non parliamo degli intervalli che vi ho prima riassunto, cioè quando siamo in amore o quando siamo in piena soddisfazione e riuscita. Dici, ma tutto questo in fondo lo sappiamo già. Ma stiamo parlando di una forma psichica mentale della nostra specie, non di Daniela, dell'assessore o come ti chiami, Laura, non mi ricordo più. Non di qualche individuo, stiamo parlando di un atteggiamento di specie. E lì io sospiravo. Ma poi succedono tante cose dal 2014 a oggi, no? E nel succedere tante cose, tra le tantissime cose, non è solo che va sott'acqua Venezia, che va a fuoco l'Amazzonia, non è soltanto che sono successe tutte queste cose qui, sono successe le guerre nell'Oriente del mondo, no, sono successe le pandemie, sono successe le guerre ovunque. E la fame del mondo è quasi una cosa normale è che ci dobbiamo occupare, la fame del mondo dei pesticidi, con tutto quello che sta succedendo, sto scherzando, cioè è incrementato in maniera esponenziale il fattore di rischio globale. E quindi le emozioni di fronte al fattore di rischio globale, l'emozione che cos'è? L'emozione è energia prodotta dai nostri neuroni. E perché la producono questa energia i nostri neuroni? Perché i neuroni, nella loro connessione che consente la vita, e non soltanto la vita psichica, la vita dell'organismo, nelle loro connessioni trasmettono le informazioni l'una all'altro determinando memorie. Queste memorie sono memorie di organismo e di soggetto, quindi le mie cellule hanno le mie memorie, la mia mente ha le mie memorie e quindi anche le mie memorie emozionali. E c'è un lunghissimo discorso che io ho fatto con la scuola sulle memorie emozionali. Non c'è nessun apprendimento che non abbia memorie emozionali. Per cui io in quegli anni lì raccontavo questo circuito chiamato cortocircuito emozionale della warm cognition, che mi aveva fatto capire che se quando io apprendo qualcosa, l'apprendo con un'emozione che dice scappa, cioè la paura, e tutte le volte che rivado a cercare nella memoria la tabellina che ho imparato con paura, la data della seconda guerra punica o il complemento di termine, ecco, io mi riprendo cosa ho studiato, compreso il complemento di termine, ma mi riprendo anche in memoria la paura, generando un cortocircuito, perché l'intelligenza emozionale dice scappa e l'apprendimento cognitivo dice devi tenertela questa informazione qui. E allora in quegli anni io il rapporto tra emozioni e apprendimento lo raccomandavo agli educatori in questo modo: tenete conto di non proprio inquinare i circuiti connettomici dei nostri figli con cortocircuiti continui, perché è come se noi mettessimo nelle memorie dell'apprendimento continui semafori rossi. Sono tutti segnali di allerta: paura, ansia, angoscia, noia, insoddisfazione, inadeguatezza, non sentirsi nel desiderio. Sono tutti semafori rossi che dapprima incastrano il circuito d'apprendimento, ma poi incastrano anche lo sviluppo della personalità. Riassunto: dal 2014 a oggi abbiamo avuto tutta una serie di dati che ci hanno detto il malessere del vivere l'educazione è molto legato al nostro ignorare il rapporto tra emozioni e crescita e apprendimento. Per cui involontariamente chi educa circuita le memorie di chi è educato
da emozioni, le fa circuitare da emozioni che non sono la gioia, ma sono esattamente il loro antagonista, cioè scappa via, pericolo per te. E di qui io avevo proposto un modello di scuola. Sto facendo tutta questa storia perché ho un'ora a disposizione per dare il quadro e vorrei darlo onestamente, perché nessuno di questi pezzi del puzzle è debole, ma non possono essere visti soltanto uno alla volta, devono essere visti insieme. Quindi siamo nati con un patrimonio di emozioni, di una potenza di salute psichica che noi perdiamo per un atteggiamento educativo che non sa educare, ma non solo, colleghiamo l'apprendimento alle emozioni che sono quelle che dicono al cervello scappa. Laddove invece abbiamo una enormità di emozioni e di valenze emozionali che non adoperiamo affatto, che sono funzionali all'apprendere e che dicono cerca ancora. La curiosità, l'interesse, la soddisfazione, la sfida cognitiva ottimale, l'alleanza, la fiducia, l'abbraccio, nel senso il sapere che l'adulto è lì per aiutarti e non per giudicarti. Abbiamo una marea di valenze che non sono solo gioia, ma che hanno lo stesso linguaggio della gioia, cerca ancora. Riassunto, in questi anni quello che io avevo studiato e capito è la gioia fa parte di quella gamma emotiva, cioè di corrente neuroelettrica attraverso cui il cervello dice a se stesso cosa sente. Quando sente paura dice scappa, quando sente gioia dice cerca ancora, quando sente curiosità dice cerca ancora, quando sente ansia dice via da me, quando sente soddisfazione dice ancora ne voglio ancora, quando sente giudizio dice oddio fatemi scappare. Quindi qual è un sistema intelligente che continua a utilizzare le emozioni che hanno un compito di inibizione? Qual è? Inibiamo invece che nutrire, potiamo. Certo, la potatura ha senso, ma se si sa fare nel periodo giusto, nel modo giusto, con l'obiettivo giusto, per poi dare un nuovo nutrimento, ma non eccetera. Tutto bene, sì? Bene. Perché adesso arriviamo ai nostri giorni. Quindi, ai nostri giorni succede che da lì a qui, durante le pandemie, la pandemia e le fasi pandemiche, non sapessi più come fare io per togliermi questo senso di impotenza e ho accettato la fatica immensa della telecamera. L'ho accettata sulla spinta di emozioni che mi dicevano cerca ancora, non gioiose, ma di speranza e di desiderio. Cioè ho avuto la speranza e il desiderio di essere comunque in grado di connettermi agli altri per fare capire che è necessario il cambio di paradigma dall'io al noi. E quindi attraverso i webinar, le pagine Facebook, i social, i miei studenti hanno aiutato me in questo desiderio, cioè nel fatto di dire non c'è solo una connessione artificiale, ma c'è una connessione mirror, i neuroni a specchio ce lo consentono da milioni di anni evolutivi, in questo vederci gli uni gli altri con le nostre stanchezze, con le nostre rughe, con le nostre incapacità di uscire dalla pena, saremo più solidali gli uni con gli altri. E qui, in questa situazione che vi sto raccontando, mi arrivano degli articoli da referare. E in questi articoli da referare c'è un passaggio sulla gioia che mi genera un nuovo passaggio fondamentale, e cioè gli studi sul languishing. Che cosa sono stati gli studi sul languishing durante la prima pandemia? Un faro di luce immensa. Perché cosa hanno mostrato questi studi sul languishing? Che durante la pandemia
tutti coloro che non avevano avuto un problema di, diciamo, disordine dell'umore importante, piccoli e grandi, figli e genitori, che non avevano avuto un problema, ripeto, emotivo importante, un dramma, un trauma o una crisi conflittuale interna o di relazione, tutti gli altri, cioè coloro che stavano bene, testati in un numero enorme, come fanno gli americani, di soggetti, manifestavano uno stato della mente che hanno chiamato languishing. Qual era questo stato della mente chiamato languishing? La parola languore, che non traduce languishing ma suona come languishing, esprime esattamente il significato. Noi proviamo languore non quando abbiamo fame, ma quando abbiamo voglia di qualcosa di buono. Quindi, riassunto, gli scienziati hanno cominciato a dire: caspita, l'emozione più diffusa nell'umanità dalla testimonianza della prima pandemia in poi, l'emozione che caratterizza lo stato umorale normale della popolazione è il languore, l'assenza di gioia. Cioè, quando noi stiamo bene, non siamo malati, siamo in un tempo del mondo in cui la nostra specie ha languore di gioia, desidera gioia, chiede gioia, ha bisogno di gioia, come i fiori del sole, come il corpo dell'aria, abbiamo bisogno di gioia. E di qui tutti gli studi neuroscientifici più potenti. La gioia è collegata ai nuclei, a quelle aree antiche del cervello che sono le aree limbiche che determinano il sentire profondo e che sono legate alla sopravvivenza psichica. Quindi, come noi abbiamo delle aree preposte alla sopravvivenza fisica, il respiro, il battito del cuore, il fare la pipì, il dormire, sono tutte competenze che il cervello protegge. Perché? Perché sono necessarie alla alla sopravvivenza fisica. Bene, alla sopravvivenza psichica sono necessarie le emozioni del cerca ancora, che sono la gioia, sono il desiderio, sono la speranza, sono la solidarietà, sono la partecipazione, cioè tutte quelle emozioni che prima vi cercavo di raccontare essere quelle che noi non educhiamo, inibiamo, blocchiamo. Riassunto. E la gioia come viene? Viene fuori da sola. Vedo che sono le 18:17, in 5 minuti ce l'ho fatta, così poi abbiamo il tempo delle domande. La gioia viene fuori da sola, viene fuori così, cresce come i funghi nella nostra mente. No, la gioia genera memorie e il futuro, guardate, è dipendente in un certo senso dalla strada fatta. Quindi se io ho bloccato nelle mie memorie, nel mio tempo di vita, l'espressione della gioia e sono da mirror agli altri, faccio da specchio agli altri, gli altri che si specchiano su di me difficilmente la proveranno se io, che sono la figura significativa che è lì per educarli, non la manifesta. Quindi che cosa si genera? Si genera un raffreddamento, proprio un raffreddamento, cold emotion le chiamano, un raffreddamento delle emozioni. È come se, anche se lì dentro la scintilla rimane, non arriva a manifestarsi, si soffoca, come le sementi dentro le spine. Riassunto, educhiamo la gioia. Per esempio, ci sono delle ricerche meravigliose sull'educazione alla gioia che spiegano come l'attenzione focalizzata alla gioia è uno dei modi per generare maggiore atteggiamento gioioso, tratto gioioso. Cosa significa attenzione focalizzata alla gioia? Fare attenzione alle tante gioie.
A educare i bambini a che cosa mi sta accadendo di gioioso. Di gioioso mi sta accadendo che molte persone mi stanno ascoltando, di gioioso mi sta accadendo che il mio potus è ancora vivo, nonostante io mi sia dimenticata di lui. Di gioioso mi sta accadendo che mi sono messo una maglia colorata, di gioioso mi sta accadendo che magari non vi incontrerò mai, ma che in qualche modo vi ho toccato oggi con le cose che ho studiato per voi. Di gioioso mi sta accadendo e così via. Cioè gli scienziati, i neuroscienziati, i neurofisiologi, coloro che studiano la biochimica delle memorie, ci raccomandano di dire ai bambini costantemente direzioni di attenzione alle gioie, di mettere l'attenzione alle gioie, l'attenzione alla speranza, l'attenzione al desiderio come obiettivo di educazione delle strutture della corteccia cognitiva. Riassunto. Sembra facile, ma ritornare a manifestare la gioia implica rieducarci. Fare che questa scintilla vitale potentissima sopravviva a questi milioni di anni evolutivi di incoscienza in cui questi sapiens sono inciampati. E io ho finito. Però vi racconto Giovanni, così chiudo con lui. Giovanni lo sto leggendo da tutta l'estate perché mi ha fatto un boato la mail di Giovanni, quindi la leggo anche a voi. Giovanni ha 17 anni ed è uno di quei ragazzi, scusate se mi commuovo, ma insomma ho cercato di fare quel che ho potuto per portarvi tutto quello che volevo portare. Giovanni è uno di quei ragazzi iperdotati che rientra nei bisogni educativi speciali perché è troppo intelligente, quindi soffre tanto. E Giovanni mi scrive così, io non so che viso abbia Giovanni, mi scrive durante il periodo in cui, insomma, e mi dice, prof, non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Io mi sento solo, tra tanti soli, solo proprio come quella particella di sodio dispersa nell'acqua che lei descrive nei suoi libri, perché io avevo descritto quella pubblicità a particella di sodio. C'è nessuno, chiedo, c'è nessuno, così mi sento, solo e assetato di gioie da condividere. E perché? Perché la storia vampira degli adulti ha trasformato la mia scuola in verificatoio e gli affetti in cactus, a cui avvicinarmi con cautela e circospezione. Metti mai mi facciano un PDP perché sono più sensibile degli altri. Riaccendere il desiderio di gioia nell'essere insieme è una medicina che vorrei per me e per tutti. E non per arroganza, ma per necessità e apnea, vi do qualche suggerimento, prof, per voi e i vostri congressi sapienti. E quindi ci dà 3 suggerimenti da tacere. E dice, fabbricate pillole di gioia, in parole, opere e omissioni. In parole, tornate a dialogare con chi mettete al mondo. Dialogate della gioia con chi mettete, dialoghiamo della gioia con chi mettiamo al mondo. In opere, cominciate a vivere insieme a chi mettete al mondo. Viviamo nella gioia con chi mettiamo al mondo. Non siamo i loro autisti, i loro trasportatori, la loro immondizia emotiva. No, noi siamo coloro che educano a viverla, la gioia. Noi con loro, loro con noi. E in omissioni, omettete il vostro peso dalle loro ali. E voi, prof, avete qualche suggerimento migliore? Sull'ultimo passaggio dell'omettere il nostro peso dalle loro ali, io ho messo la mano destra sul cuore e ho giurato. Ecco, mi fermo. Grazie mille, grazie davvero. Io lascerei subito la parola all'assessore Antonella Oliana per un commento, una domanda o qualcosa da dire alla professoressa Lucangeli. Sì, molto, molto volentieri. L'ho ascoltata con grande attenzione e riflettevo, ascoltandola, su tutta una serie di parole chiave che lei ha utilizzato in questa sua comunicazione sulla gioia.
E pensando a queste parole che mi sono segnata come speranza, desiderio, curiosità, e poi anche solitudine, energia, ecco, mi sono venuti in mente in particolare due dipinti di due grandi artisti dell'inizio del Novecento. Uno è Henri Matisse nella sua Gioia di vivere, dove rappresenta attraverso l'energia e appunto la gioia dei colori quel meraviglioso girotondo di persone nude perché in armonia nella natura sullo sfondo, che si danno la mano, che sono vicine, che solidarizzano tra di loro, che condividono il piacere di essere vivi e di manifestare, appunto, come lei diceva, la gioia. E poi questo diventa un simbolo più pregnante nell'altro suo dipinto famoso che è la danza e poi ancora la musica. E quindi ecco, questi elementi, lei parlava prima di una scuola che deve educare alla gioia. Questi elementi io trovo che siano per esempio fondamentali in una scuola, cioè avvicinare i bambini attraverso la creatività alla gioiosità della luce, del colore, alla sensibilità della musica, perché questi sono aspetti che nella vita, poi anche da adulti, quando lei, come giustamente diceva, abbiamo dei vincoli, delle barriere che ci impediscono di percepire o forse anche di manifestare quello che proviamo. Ecco, la musica, l'arte, conoscere già da bambini che esistono queste vie di fuga, questi sbocchi, queste possibilità importanti di provare la gioia e di manifestare la gioia. Non so se lei condivide questo. E poi l'altro artista che mi viene in mente ovviamente è Picasso, anche lui una gioia di vivere, nel periodo successivo a Guernica, nel periodo della guerra. E lì passa dalla monocromia del bianco e nero, quindi l'assenza del colore, il dolore, la disperazione, al colore nuovamente. Il colore esprime la gioia e il colore è vita, perché l'assenza di colore è appunto la morte. Quindi io credo che se noi riusciamo ad educare i nostri bambini a questo, noi potremo fare degli adulti che troveranno sempre, pur nelle difficoltà che la vita riserva ad ognuno di noi, delle possibilità di fuga per riempire il loro cervello, la loro mente di questa curiosità, di questo desiderio, di questa speranza di cui lei parlava. Non so se condivide questa mia piccola... Allora, Assessore, io da un lato posso dire che magari fosse che tutti gli assessori hanno questa conoscenza e questa cultura dell'arte e della bellezza e quindi benedetto sia che abbiamo una fuga nelle arti. L'umanità, almeno l'arte, per sua caratterizzazione di infinito, ecco, è sicuramente lo spazio di fuga che ci consente la bellezza, intesa interamente. Ma non basta, Assessore, cioè io non vorrei pensare ad un futuro in cui si fugge nella bellezza per provare tutto ciò. Io vorrei un futuro in cui ogni madre, ogni padre, ogni docente educa a fare attenzione a tutto ciò che ci fa sentire questa forza vitale di bene che ci porta a cercare ancora, si chiami gioia, si chiami desiderio, si chiama speranza, cioè educhi la nostra attenzione a non stare sempre nell'ansia, nella paura, nell'angoscia, nella rivendicazione, nella vendetta, nel giudizio, ma educhi tempi di vita a stare nelle altre emozioni, perché così cresce dentro le strutture neurali la loro energia di memorie. Non so se riesco a dire, non è solo nella poesia di Dante la mia possibilità di parola, ma è anche negli alfabeti semplici. Quelli che io sto proponendo sono alfabeti semplici, che ogni educatore educhi a sentire, a riconoscere e a manifestare
queste emozioni, questi linguaggi antichi. Altrimenti, se noi li lasciamo solo nelle vie di fuga, siamo ad adesso, assessore. Adesso abbiamo solo vie di fuga per essere felici. È il mio corso di pittura dove io vado, il mio corso di ascolto alla musica dove io vado, il mio corso di rappresentazioni teatrali dove io vado, oppure io vengo tormentata da chi mi propone i vari corsi X o Y della risata. No, non basta la fuga. È necessario cambiare atteggiamento e riconoscere la forza d'elemento, degli elementi proprio elementare, di struttura di base che queste funzioni devono in qualche modo avere, se non lo facciamo per noi stessi, almeno per i nostri figli e per le nuove generazioni. Quindi sono d'accordo assolutamente, sì, la manifestazione della gioia è nella danza, è nella musica, è nella pittura, è nella poesia, ma lì questa fuga è una fuga e vorrei che invece fosse anche nel quotidiano, e per questo c'è bisogno di una rivoluzione anche del sistema di routine. Grazie, ci sono molte domande anche che arrivano da chi sta seguendo l'incontro e sono 800 persone collegate in questo momento da tutta Italia, quindi le domande puoi immaginare quante siano. Abbiamo cercato di selezionarne qualcuna perché in molti chiedono per esempio dei consigli pratici per come trasmettere gioia ai più piccoli. Lei qualcosa già ce l'ha detto perché ha detto educare i bambini a rendersi conto di questi momenti gioiosi. E non so se c'è qualcos'altro che può suggerire magari agli insegnanti, ai genitori. Allora, agli insegnanti e agli educatori tutti posso dire cosa ho fatto io per me. Io per me mi sono auto rieducata alla gioia. E se vedete mentre io parlo rido, se vedete mentre io parlo mi commuovo, se vedete mentre io parlo mi tocco i capelli, se vedete mentre io parlo mi muovo, cioè mi sono ridata la libertà da adulto di sentire quello che sento. Quindi come magister noi siamo mirror, rimandiamo l'immagine, quindi se noi la esprimiamo la gioia, i bimbi la riconoscono e la comportano la gioia. E se noi abbiamo poi compreso cosa significa far fare attenzione alle gioie, per esempio c'è un insegnante che mi ha scritto dicendo che appena arriva a scuola ogni ora di lezione che fa fare il giro delle gioie, cioè ogni bambino dice che felicità gli ha dato soprattutto la cosa che ha imparato, e c'è tanta gioia anche in un'addizione, in una sottrazione o in un complemento di termine, mi scriveva. Ecco, e quando non c'è nel complemento di termine magari c'è perché è finita la paura dell'analisi grammaticale. Quindi questa insegnante mi ha detto che lei faceva così, faceva i giri della gioia. Cosa sto cercando di dirvi? Che non stiamo parlando di ricette, e io sono molto esplicita. Le ricette indicano che non abbiamo compreso che il cervello questa funzione ce l'ha. Non la deve imparare, la deve riconoscere, sentire, manifestare, comportarla, perché è una delle funzioni naturali delle strutture viventi, che è stata bloccata, e quindi, come dire, in noi adulti dobbiamo sbloccarla e soprattutto non avere timore di manifestarla. Io per esempio, lo dico esplicitamente, con le mie studentesse un anno degli operatori di nido a Rovigo, avevamo tante ore di tirocinio, ci siamo messe davanti allo specchio a rimparare diversi tipi di sorriso. Perché? Perché c'erano stati bloccati. Il sorriso di gioia è diverso dal sorriso di incoraggiamento, che è diverso dal sorriso amorevole, che è diverso dal sorriso di rimprovero, che è diverso dal sorriso di curiosità, che è diverso eccetera. Quindi rimpararli e riscoprirli, perché il cervello ce li ha. Ma non è possibile bluffare, quindi non si fa a ricetta. Quindi possiamo dire prenderci cura della nostra gioia per poterla poi
trasmettere anche ai bambini o ai ragazzi con cui entriamo in relazione, che era un po' anche quello che dicevamo sul finire dell'intervento del professor Burgio. E, un'altra domanda che è stata posta, perché la gioia che trasmette lei non riesce a trasmetterla al professore a scuola, che si riduce ad essere solo un sistema di nozioni, voti e spesso punizioni. I ragazzi si sentono spesso inadeguati, mentre ognuno di loro ha potenzialità e capacità da valorizzare. Questo forse è più un commento che una vera e propria domanda, ma se vuole dire qualcosa. Sì, primo, non giudicare. Lo racconto così: se anche fossimo con un caldo interiore molto forte, ma venissimo immersi nell'oceano ghiacciato, avremmo freddo. Cosa voglio dire? Che è un tempo in cui gli adulti soprattutto hanno queste cold emotion nella maggioranza del tempo della propria vita. E quindi chiedere a un docente di manifestare la gioia, la deve sentire la gioia, di manifestare la speranza, la deve sentire la speranza. Quello che possiamo chiedergli è di riapprendere a manifestarla, questo sì, ma non con giudizio, bensì con consapevolezza. Io so che ricevo tantissime testimonianze di una scuola straordinaria, e se questo paese ce l'ha fatta è perché ha retto la scuola nonostante tutto, però bisogna cambiare forma mentale. Non è più una scuola che deve alfabetizzare ingozzando, ma che deve nutrire con consapevolezza funzioni straordinarie, che sono le funzioni vitali della mente. E quindi questo implica tutto un cambio che riguarda anche cambiare l'attenzione a chi docente ci diventerà o ci è, e quindi alla formazione. Però ecco, io quello che faccio per me è primo non giudicare. Grazie. Ancora una domanda, ovviamente stanno arrivando anche moltissimi ringraziamenti e commenti sulla gioia che ha trasmesso con questo intervento, però c'è ancora una domanda per cercare di capire, se è possibile, come aiutare i ragazzi plus dotati in classe. Lei si è molto occupata anche di questo e ne ha accennato prima. Allora, questo proprio lo dico, così come dico cosa stiamo cercando di fare noi con Mind for Children, Art for Children, con lo spin-off con cui stiamo cercando. Noi stiamo cercando di una rivoluzione pacifica, come la posso chiamare? Una rivoluzione pacifica, non la chiamerei formazione, una cultura diversa dell'educazione. Per farla bisogna avere pazienza e mettersi a imparare. Non si improvvisa e non si hanno ricette. Quindi quello che vi posso dire è: noi facciamo tantissime di queste operazioni, scintille d'alfabetizzazione, le abbiamo chiamate, dialoghi di scienza e coscienza, li mettiamo in rete, facciamo corsi, quelli per i piccoli dallo 0-6 l'abbiamo chiamata B612 punto infinito, in cui rinsegniamo a tutti gli operatori, anche a quelli della scuola elementare, ad educare le traiettorie evolutive anche delle emozioni, non soltanto delle intelligenze. Ma come dire, stiamo lavorando tanto anche per l'età che sono quelli dell'adolescenza e della preadolescenza. Noi stiamo cercando di generare quella che abbiamo chiamato scienza servizievole, però voi dovete superare il supermercato del suggerimento. Non basta ascoltare Mozart per saper suonare. E a saper suonare ci siete davvero se insegnato, siete genitori e siete adulti che si occupano di educazione. Quindi ci vuole una pazienza e un desiderio di saperne di più imparandolo. Altrimenti qualunque cosa io vi dicessi adesso sarebbe il trucco che non ho messo sul viso, cioè un make-up. Ma come fai a cambiare una traiettoria neurale se non hai compreso, ma compreso modificando le tue memorie e le tue competenze di riferimento? Quindi con onestà vi dico,
è necessaria questa fatica di rimettersi in gioco tutti. Grazie, ancora un altro grazie. E direi che le domande sono ovviamente tante, non possiamo rispondere a tutto, però ci ha dato un sacco di spunti di riflessione di cui facciamo tesoro. La ringraziamo anche per aver compreso il senso del nostro titolo, Educhiamoci, perché è davvero questo poi lo scopo di queste giornate, cioè di rimetterci un po' in gioco noi per primi, che stiamo a contatto con i bambini, con i ragazzi, che ci occupiamo di cura, ma che siamo anche mamme, papà, insegnanti, per capire un po' che cosa possiamo fare per noi stessi per poterlo poi trasmettere ai bambini, e bambine, ragazzi e ragazze di cui ci occupiamo. Professoressa, ancora un altro grazie. A voi. Ringraziamo a voi. Un esempio preziosissimo di amministrazioni che hanno a cuore, quindi proprio mi sento di testimoniarlo vedendo tantissime realtà, un esempio preziosissimo e non soltanto di testimonianza ma anche di impegno, quindi grazie a voi, grazie Assessore, che immagino che ci sia veramente tanto lavoro dietro a tutto questo, oltre che a tanta intenzione di cambiare strada nel bene comune. Grazie. Sì. Tanto lavoro e tanta gioia nel poterlo fare. Ringraziamo anche appunto Antonella Uliana che è stata qui con noi. Ringraziamo il Comune di Vittorio Veneto, l'Assessorato alle politiche scolastiche e tutti voi ovviamente per aver partecipato. Vi invitiamo anche ai prossimi appuntamenti gratuiti che trovate sempre sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Vi aspettiamo questa sera alle 20:30 con Stefano Vicari, professore ordinario di neuropsichiatria infantile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, con l'intervento dal titolo Felicità, no grazie. Arrivederci a tutti e al prossimo appuntamento.